c'è qualche prova che ha fatto maltrattamento con i bambini. A poche ore dall'arresto dell'imam bengalese accusato di violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei piccoli alunni a cui insegnava il Corano, la comunità bengalese padovana aveva difeso quel giovane maestro arrivato pochi mesi fa da Treviso, assunto con un contratto regolare, aveva anche altre mansioni come quella di portiere. Ora però qualcosa è cambiato, ci sono foto e frasi emerse dalle indagini che sembrano cristallizzare quelle ore di terrore e paura vissute dai bambini, alunni dai 4 ai 10 anni picchiati con un grosso pennarello, minacce e umiliazioni ad ogni piccolo errore o movimento. Abbiamo creduto lui che non può fare lui, però se vedo che l'ha fatto è arrestato, quindi c'è qualcosa che non va. Tutti cercano di essere tranquilli, vivere bene, anche noi cerchiamo di vivere bene, vivere tranquilli. Quindi noi stiamo cercando di essere molto dritto, molto chiaro, che non succeda più avanti. Almeno diciamo che una comunità nostra che è molto preoccupata del discorso questo, non solo che i politici si preoccupano, anche noi viviamo una paese molto pace. Dopo l'arresto del 23enne, la comunità bengalese, che si riunisce quotidianamente nel centro culturale di via Jacopo da Montagnana, ha deciso anche di sospendere la scuola coranica per i bambini. Abbiamo sospeso per un periodo, vediamo, adesso se trovano proprio un maestro che riesce a gestire bene e teniamo, altrimenti rimaniamo chiusi. Che non lo faccio più questa roba, che quelli che faceva noi anche la nostra comunità sono molto preoccupati. Hossain Shadati intanto resta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia previsto per giovedì mattina con il giudice. In quell'occasione il 23enne bengalese, che aveva avuto contatti e legami anche con l'imam di Pieve di Soligo, accusato anche lui di prendere a botte i suoi piccoli alunni, incontrerà l'avvocato che gli è stato assegnato d'ufficio.